Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa e Città, in questa settimana, in questa puntata, insieme al Vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi, c'è l'ingegner Mike Cardinale che fa parte del servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, in sintesi Sovvenire, questo è il nome che viene dato a questo servizio, che esiste in tutte le diocesi, Monsignore? Sì, esiste in tutte le diocesi ed è un po' legato a quelle forme con le quali si chiede una partecipazione da parte un po' di tutta la gente, attraverso l'8 per 1000, attraverso delle offerte liberali per i vari progetti che fanno parte della nostra vita di carità, sostegno della Chiesa, la liturgia, la pastorale, il mantenimento delle opere d'arte, gli oratori e così via. Poi dopo vedremo anche alcuni di questi interventi che nella nostra diocesi sono stati realizzati grazie appunto a questo servizio. Chiedo a lei, poi dopo chiedo anche all'ingegner Cardinale, i progetti esistono già, sono stabiliti sulla base anche magari dei fondi, magari il termine non è correttissimo, che si riescono ad avere. Come funziona da questo punto di vista? Mi rendo conto che non si può fare a un vescovo una domanda così contabile, ma intanto... No, allora diciamo che quello che viene destinato attraverso la firma dell'8 per 1000 e attraverso poi le offerte liberali sono da una parte le offerte liberali e una quota parte dell'8 per 1000 va per il sostentamento dei preti. E dall'altra parte invece c'è tutta una ampia quota che va per i progetti che sono destinati da una parte a interventi caritativi, dall'altra parte a quelli della pastorale. Per quanto riguarda queste due tipologie si presentano dei progetti, per cui sia la Caritas o altre realtà, sia poi le diocesi con tutta la sua strutturazione, che sono le parrocchie o da altri enti, partecipano a fare dei bandi con determinati requisiti che portano sul territorio di tutto il paese, dunque anche qui di Trieste, a fare dei interventi molto differenti l'uno dall'altro. Come allora funziona proprio il servizio? Il servizio innanzitutto vuole essere appunto un servizio di volontariato per promuovere il sostegno alla Chiesa Cattolica, essenzialmente perché non è responsabilità solo dei sacerdoti o dei vescovi provvedere al sostentamento della Chiesa, ma lo dice anche il diritto canonico, è una responsabilità di tutti noi cattolici. E basta guardare ai primi cristiani. I primi cristiani avevano tutto in comune il sostegno, appunto, tutto ciò che serviva per sostenere la loro missione era organizzato tra tutti coloro che appunto contribuivano alla missione, non solo coloro che si occupavano, diciamo così, di promuovere quella che era la parola, ma c'erano anche coloro che si occupavano appunto del sostegno, tutto ciò che serviva per portare avanti la missione. Quindi noi vogliamo, diciamo così, in maniera anche se limitata, prendere spunto dai primi cristiani e cercare di sostenere quella che è la missione, quella che è la diffusione della parola, quello che è tutto ciò che riguarda il mondo cattolico, promuovendo anche una parte importante che è appunto il sostegno economico. E lo facciamo in due modi sostanzialmente, con due progetti durante l'anno. Il primo, che è appunto nel periodo delle dichiarazioni dei redditi, che è poi la fonte principale di sostegno per la Chiesa italiana, che è appunto la firma all'8 per 1000, e nella seconda metà dell'anno, quasi diciamo tra ottobre e novembre fino ad arrivare poi a dicembre, con una raccolta fondi per sostenere i nostri sacerdoti. Entrambi questi due progetti, che vengono appunto sviluppati da un servizio nazionale, poi organizzati sul territorio, sulle varie diocesi, sono poi ovviamente diciamo così, connessi a quelli che sono degli incontri formativi e delle attività collaterali che servono appunto a sostenere questi progetti. È difficile, Monsignor Trevisi, in questi periodi che sono
altrettanto difficili per la gente, insomma, per le persone. Io direi probabilmente anche facendo vedere quello che si fa, che si alimenta questa catena, questa corrente. Sì. Diciamo sì, è difficile, ed è difficile anche perché come preti poi si è direttamente connessi, perché noi riceviamo anche poi lo stipendio certo, sì. da tutto questo, e allora c'è un po' di fatica, e io allora dico grazie davvero ai laici, che su questo sono loro che sono i promotori e fanno formazione e sensibilizzazione. Però dopo è che tutta la comunità e anche quelli che non vengono in chiesa che beneficiano della firma dell'8 per 1000, delle risorse che vengono destinate, perché se pensiamo a tutta la carità che poi viene fatta attraverso questi fondi, che se pensiamo, e magari fra poco vedremo anche qualche immagine, non so, io al centro di ascolto o l'Emporio della Carità della nostra città, per cui strutture che beneficiano tante persone che si trovano nella necessità, piuttosto che costruzione di oratori, riparare delle chiese. Sono progetti che vengono fatti e, ripeto, con determinati requisiti, che sono anche la garanzia che le cose vengono fatte bene, che non c'è chi prende dei soldi con una finalità e poi fa delle altre cose. C'è una rendicontazione un po' burocratica che qualche volta un pochino crea qualche ansia, ma sono le cose necessarie per fare le cose bene e poterle rendicontare, anche perché dietro questo c'è un accordo che è il concordato tra la Chiesa e lo Stato italiano, e pertanto occorre essere precisi nel fare tutti questi progetti. E per cui dicevo, facciamo un po' fatica un po' a parlarne, comprendiamo che ci sono tante persone che le crisi economiche sono ricorrenti, però a volte non si sa che quella firma dell'8 per 1000 non ti costa nulla, cioè tu non devi pagare di più, e però per come sono l'evoluzione che c'è stata anche, tante persone non sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi, pertanto rischiano di non fare la firma. Per cui su questo ecco che c'è questo gruppetto di laici, e che poi magari Mai potrà spiegare meglio, che si adoperano anche per incentivare, per raccogliere, per spiegare che se anche non devi presentare la dichiarazione dei redditi, puoi fare questa firma, e ripeto, poi il beneficio ne va per le tante necessità e le tanti, perché se poi c'è una chiesa che ci piove dentro, un oratorio che non riusciamo ad adeguarlo con le normative che ci sono, e anche di sicurezza, per cui che è doveroso, piuttosto che tante altre iniziative, ecco che tutto questo necessita la collaborazione di tutti. Allora facciamo così, vediamo questo contributo filmato che riguarda appunto alcuni interventi realizzati appunto grazie a questi contributi, e poi magari torniamo dove ci fermiamo adesso, cioè su come le persone che non devono compilare la dichiarazione dei redditi possono ugualmente dare il proprio contributo. Vediamo allora questo piccolo documentario, dura 4 minuti circa. Insieme rendiamo più belle ed accoglienti le nostre chiese.
costruiamo nuovi oratori per i nostri ragazzi. Insieme ascoltiamo i bisogni dei più deboli. Tutto questo lo possiamo realizzare a Trieste, grazie a te e alla tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Riprendiamo da dove ci eravamo fermati, cioè fermati, come si può fare appunto per donare anche quando non è necessario compilare la dichiarazione dei redditi? Sì, un piccolo inciso, questi sono solo alcuni dei progetti che sono partiti nel 2024 e che si concluderanno quest'anno o addirittura nel 2026, quindi gli ultimissimi proprio, diciamo così. Ci sono ovviamente tanti altri progetti finanziati anche con i fondi 8 per 1000, ma torniamo alla domanda. Ecco, purtroppo i numeri ci dicono che il 44%, solo il 44% dei cattolici praticanti firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, che è un dato allarmante perché appunto considerando che è qualcosa di gratuito, considerando che parliamo di cattolici praticanti, quindi che praticano appunto la fede, non si capisce perché appunto non ci sia la firma. Allora, dalle analisi quello che risulta è che purtroppo ci sono, purtroppo diciamo per questo scopo, ci sono tantissime persone che non sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi, parliamo soprattutto dei pensionati che non hanno spese da detrarre, oppure coloro che hanno un reddito diciamo così limitato, che hanno lavorato saltuariamente un mese, oppure addirittura coloro che hanno ricevuto un sostegno da varie fonti, dallo Stato, come può essere un reddito di inclusione o sostegni di questo tipo. Ecco, queste persone non sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi e non sanno, spesso non sanno che però possono firmare per l'8 per 1000. Lo possono fare ovviamente presso un CAF, compilando l'apposito modulo, ma lo possono fare anche nelle nostre parrocchie. Il nostro aiuto vuole essere proprio quello di evitare, diciamo, la difficoltà nel fare la fila, andare al CAF o ritrovare i moduli, eccetera, per presentare questo modulo e quindi poter firmare. Quindi nelle parrocchie abbiamo avviato ormai da 3 anni questo progetto che si chiama Una firma per unire, dove abbiamo un referente parrocchiale, che quindi non è per forza il sacerdote che si occupa di questa attività, ma abbiamo proprio un referente del sovvenire che aiuta le persone che appunto non presentano la dichiarazione dei redditi e possono firmare per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica a completare questa operazione direttamente in parrocchia, fornendo semplicemente il documento di riconoscimento. I moduli li abbiamo noi, quindi non c'è bisogno di portare nient'altro che il documento di riconoscimento, e poi attraverso il nostro servizio ci occupiamo di consegnare i moduli al CAF. Abbiamo visto anche nelle immagini proprio la varietà, diciamo così, di interventi che, come diceva lei, appunto riguardano la ristrutturazione di alcune chiese o anche la realizzazione di locali nuovi o la trasformazione di altri locali, e poi c'è anche quella cosa, una delle cose che
a me piace di più ricordare, per esempio l'Emporio della Solidarietà, che veramente credo sia una delle cose più belle, anche perché l'Emporio della Solidarietà so che pensa anche ai bambini, quindi... Sì, diciamo che è molto rispettoso nei confronti dei bisogni delle famiglie, per cui non è la classica borsa della spesa che è già un po' confezionata, ma invece c'è la possibilità di scegliere alcuni prodotti che sono pertinenti, per esempio per l'età dei figli e i loro bisogni. Ecco, questi sono servizi che vengono attivati nelle diverse diocesi anche in modi diversi. Attraverso l'8 per 1000, la parte della carità, ci sono questi servizi, come ci sono anche tanti altri, come c'è anche il sostegno a tante opere capillari che vengono fatte poi sul territorio e dalle parrocchie. Ecco, lo so che qualche ascoltatore, ecco, evidentemente poi c'è tutta la parte anche per il sostegno, per il sostentamento del clero, per cui questa firma e così via, per correttezza è giusto dirlo, però quanto più si riesce a raccogliere tramite le firme e le offerte liberali, quanto più c'è anche per queste forme che ci stanno molto a cuore e che anche abbiamo visto nella nostra città, nella nostra chiesa, sono molto evidenti, perché questi sono soltanto gli ultimi progetti. E tra l'altro chi invece volesse dare una mano, contribuire indipendentemente poi dal periodo della compilazione della dichiarazione dei redditi, che cosa può fare? Si mette d'accordo magari anche con la parrocchia, probabilmente. Certo, noi come dicevo prima abbiamo un altro progetto che è quello appunto di sostenere i sacerdoti, ma soprattutto la cosa più importante del nostro servizio è informare, perché ci siamo resi conto che c'è tanta disinformazione, tanti luoghi comuni, molte persone ritengono, per appunto mancanza di informazione, e per questo ringrazio per questa opportunità di informare appunto le persone, molti ritengono che la Chiesa sia sostenuta dal Vaticano, la Chiesa italiana sia sostenuta dal Vaticano, quando non è così. Oppure altri pensano che se firmano per il 5 per 1000 a una Onlus non possono donare anche l'8 per 1000, invece sono entrambi possibili contemporaneamente e gratuitamente. Altri ancora credono e ritengono che, come dire, perché non hanno le informazioni necessarie, che la Chiesa sia già ricca con le offerte. Poi in realtà se si vanno a vedere i bilanci, il Vescovo lo sa meglio di me, si vede che i costi di manutenzione delle chiese, le bollette e quant'altro diventano sempre più alti e con le offerte parrocchiali ormai non si riesce più a far fronte a queste spese. Per di più c'è appunto questo calo di firme dell'8 per 1000 e c'è da dire una cosa, noi Trieste siamo anche una delle città dove la percentuale di firme 8 per 1000 della Chiesa è una delle più basse d'Italia, ma nonostante questo comunque la CEI distribuisce in maniera equa i fondi in base al numero di abitanti e una parte viene distribuita equamente a tutte le diocesi, quindi diciamo siamo anche dei privilegiati da questo punto di vista, quindi ci sentiamo davvero di dover informare le persone proprio perché è importante ricordare questa firma e soprattutto evitare di farsi condizionare da alcuni luoghi comuni che poi sono falsi. Riprendo un attimino quello che abbiamo detto all'inizio, si diceva c'è difficoltà nella Chiesa di parlare di soldi, diciamo, di questioni economiche. Riprendo le parole del cardinale Matteo Zuppi che diceva siamo una famiglia, abbiamo dei poveri anche noi, abbiamo delle persone da sostenere e ascoltare. Come in ogni famiglia si parla anche degli aspetti economici. Chiudiamo allora questa puntata, io ringrazio il Vescovo Monsignor Trevisi, ringrazio l'Ingegner Cardinale per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo la prossima settimana.